Grazie, buongiorno a tutti. Un ringraziamento per essere qui. Sta diventando purtroppo consueto questo appuntamento, ma è l'occasione assieme agli assessori Lanzarin e Bottacin dare il punto della situazione della giornata. Ora, intanto inizierei con i dati che sono fondamentali e li abbiamo voluti mettere nero su bianco perché poi restano impresso. Attualmente in isolamento abbiamo 16.220 persone. Sono persone che sono l'esito del grande lavoro dei tamponi, di tutto quello che è poi l'identificare, isolare i contatti e quant'altro. Di questi 5.948 sono positivi. In questo momento in Veneto identificati con la modalità dei tamponi sono 5.948 cittadini. I ricoverati, stanno crescendo i ricoverati, siamo sull'ordine di un centinaio al giorno e questa è una delle prime preoccupazioni che abbiamo, perché siamo 1.622. 1.622, lo ricordo perché si fosse perso per strada, o lo ricordo anche a qualcuno che cerca di banalizzare tutta questa attività, vogliono dire 2 ospedali di provincia, 2 ospedali di sede provinciale, mediamente un ospedale provinciale ha 1 migliaio di posti letto, ci siamo quasi perché qui sono già 800, 2 ospedali e 800 posti letto. Questi sono posti sottratti alla degenza normale, alle cure normali dei nostri cittadini. Questo spiega perché non più tardi di 2 settimane fa, per molti in maniera incomprensibile, noi abbiamo deciso di dare una contrazione ad alcune attività ospedaliere, perché il nostro modello ci diceva questo: se noi non avessimo contratto 2 settimane fa, in tempo di pace, le attività ospedaliere, pensate che abbiamo ridotto l'attività chirurgica e l'abbiamo salvaguardata solo per gli oncologici, per i gravi, per i politraumatizzati, piuttosto che altre attività, oggi avremo il problema di non avere più posti letto negli ospedali. La sfida resta sempre quella di far trovare l'ultimo posto letto all'ultimo paziente che ne ha necessità. È la sfida che non ci fa dormire, che ci inquieta e che ci porta ovviamente tutti i giorni ad affinare la strategia. Tanto è vero che di questi 1622 posti letto occupati, 304 sono i cittadini in terapia intensiva. E questo è il numero che ci inquieta di più, perché qui vuol dire respiratori, vuol dire staff di intensivisti specializzati, vuol dire professionalità, vuol dire tutta una serie di attività assieme alle malattie infettive e alla terapia subintensiva che noi facciamo. Tra l'altro magari vi porterò il numero dei letti di terapia subintensiva per dare un'idea anche di quanto si fa prima di arrivare all'intensiva, perché noi i pazienti li prendiamo in carico da subito. 304 posti letto sono sostanzialmente, per darvi una dimensione, un po' di meno dell'occupazione che ordinariamente la Regione ha per le sue attività. Cioè vuol dire infarti, trapianti, interventi chirurgici e quant'altro, cubano poco più sui 494 posti che abbiamo, diciamo, danno un coefficiente di riempimento poco più alto di 304, quindi vuol dire che stiamo già praticamente intaccando tutta la capacità della terapia intensiva già in essere in Veneto. I dimessi sono 381, è l'unico raggio di sole in mezzo a questi numeri. 381 persone che escono dall'ospedale e noi consideriamo guarite. Ed infine, la nota più dolente, i morti. Sono 216 persone che in questo momento hanno perso la vita. Oggettivamente non vi posso dire che siamo felici di questi dati e con altrettanta obiettività i veneti penso e spero che abbiano sempre apprezzato la sincerità, a volte anche dura, di questi punti stampa, è quello di dire che noi abbiamo una crescita costante, lenta, che per carità ci permette di essere molto più reattivi e più performanti nelle curve, ma c'è. Arriveremo a un punto che se non si ferma avremo la difficoltà di far trovare un letto libero all'ultimo paziente che ci chiede il letto. Non vogliamo arrivare a questi livelli, per cui ci stiamo attrezzando anche oggi nella riunione di questa mattina con i direttori generali. Vi ricordo che al mattino alle 10:30 noi facciamo sempre una videoconferenza che succede a quella, diciamo, segue
scusate, mi segue a quella della Protezione Civile Nazionale che è delle 9, e c'è anche oggi nella videoconferenza con i direttori abbiamo parlato di molti problemi, ma soprattutto dei posti letto. L'emergenza è quella di creare dei posti letto di terapia intensiva, ne abbiamo già 825, ce li abbiamo sulla carta e siamo in attesa di un carico di 50 respiratori che abbiamo comprato in Svizzera, che è per strada, se qualcuno non ce lo blocca per strada ha già passato Milano, e sono 50 nuove speranze di vita, e poi aspettiamo ancora i famosi respiratori che abbiamo chiesto. Noi sapete che siamo una delle 3 regioni maggiormente colpite dal coronavirus, da subito abbiamo chiesto in tutte le riunioni 200 respiratori al governo, quindi alla Protezione Civile. Ad oggi ne sono arrivati una cinquantina, poco meno di una cinquantina, ad oggi dopo un mese. Siamo molto preoccupati per questo, e non è polemica, ma è un intervento costruttivo per dire che la nostra programmazione si è sempre basata sul fatto che questi respiratori dovevano arrivare. Quindi capite che nell'ottica, nel bilancio degli arrivi dei respiratori è fondamentale che arrivino respiratori. Noi ci siamo mossi ovvio in autonomia anche per comprarne, qualche acquisto è andato a buon fine, però oggi questa è la strategia. Vi dico che abbiamo dato a disposizione agli operatori nel frattempo di provvedere anche alla confisca, brutto termine, al prestito di tutti quelli che sono i respiratori negli studi veterinari. E non vorrei inquietare qualcuno, non è che si usano, il respiratore è una pompa e il device è un altro, nel senso che il tubo, il resto, non vorrei che qualcuno pensasse che fosse un unicum. Stiamo parlando della parte meccanica. Spieghiamo questa cosa che la gente. Che la parte meccanica e i respiratori negli studi veterinari sono tutti per uso umano. Ovvio che poi utilizzano dei cateteri, dei tubi che sono rapportati alle trachee e quindi alle anatomie animali, però sono assolutamente respiratori che sono efficienti, e quindi abbiamo un censimento di respiratori in via prudenziale, cominciamo a raccogliere anche quelli. E questo vuol dire lavorare in emergenza. Non stiamo assolutamente esagerando, ma stiamo guardando in faccia alla realtà, che è una realtà che ci porta a dire che oltre ai nostri 825 posti, che a tutt'oggi non sono tutti occupati, dobbiamo prevedere anche che possa essere necessario averne ancora di più. E ve lo dico perché oggi noi dobbiamo ancora chiedere il sacrificio ai veneti. Peraltro dopo vi lascerò uno studio che è stato fatto dal Dipartimento di Informatica del Veneto, e quindi con Agenda Digitale e Azienda Zero, e vi lasciamo questo studio che dimostra che l'ordinanza che ho fatto ha fatto diminuire del 44,6% i transiti nella nostra regione. Perché? Perché abbiamo censito tutti gli spostamenti con il gestore telefonico TIM, ovviamente in maniera anonima, semplicemente guardando gli spostamenti dei telefonini, non sappiamo di chi sono i telefonini. Quindi un tema, diciamo una lettura macro che ci dice che c'è stata una diminuzione di quasi il 50% dei spostamenti. I veneti si stanno comportando bene, li voglio ringraziare uno ad uno, e i veneti hanno dimostrato di avere rispetto per la propria salute, ma soprattutto avere un grande senso di solidarietà nei confronti del prossimo, di coloro che comunque vivono in questa comunità. Dico veneti, qualcuno mi dice ma tu dici veneti e ti dimentichi degli altri. Per me i veneti sono tutti quelli che sono qui, a prescindere dal fatto che siano nati qui, che siano nati da qualche altra parte, che siano appena arrivati, che siano arrivati da tanto tempo, cioè stiamo parlando a una comunità. E quindi non sto lì a fare tante descrizioni. Per me sono tutti cittadini veneti quelli che sono in Veneto. Vi dico che dovremo continuare con le misure, non ho nessuna intenzione di allentare le misure, so che chiedo un sacrificio ai cittadini, però l'unico aiuto che chiedo è che questa cura popolare contro il coronavirus continui ad essere una cura in team. Ringrazio tutti quelli che stanno versando, ho molti versamenti, devo dire che veramente stiamo raccogliendo tanto,
e annuncio anche che avremo dei grossi versamenti nei prossimi giorni che già mi sono stati annunciati, li renderò pubblici. Per oggi voglio ringraziare, guardate, c'è la distinta dei versamenti che è alta così ormai e sono tutti fogli pieni di nomi e cognomi. Voglio ringraziare il popolo dei Veneti che ha versato 5 euro, 1 euro, 10 euro, 20 euro, 15 euro, veramente ringraziarli di cuore, perché dà una dimensione della chiamata di popolo che c'è su questa partita. Quando uno già si rompe le scatole a digitare quel codice, perché siamo in un paese dove se non digiti un codice che ha 20 cifre non riesci neanche a fare una donazione, vuol dire che uno già dovrebbe essere premiato perché è arrivato a digitare il codice. Se poi per di più ci scrive anche una cifra, secondo me è unica. Vedo nomi anche di bambini, vedo, insomma, li voglio ringraziare, ci metterò un sacco di tempo, che sono migliaia di persone, però li voglio ringraziare tutti uno ad uno, lo farò per iscritto, ci metterò tanto tempo, quindi abbiate pazienza, ma veramente per me chi versa 1 milione o 2 milioni o 5 o 10, perché tali saranno i versamenti che vi annuncerò, vanno assolutamente ringraziati 1000 volte, ma vanno ringraziati 1000 volte anche i bimbi che si privano di un salvadanaio messo da parte, del gelato, di un gioco, e mi scrivono, alcuni scrivono anche letterine e mandano i soldi. C'è anche chi magari il numero non lo digita e manda direttamente 5 euro, ma va bene anche così. Quindi grazie di cuore a tutti, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti in questa fase. Chiudo con un'ultima considerazione, che è quella dei controlli, anzi che lascio dopo l'assessore Ranzarilli. Io la lascio a lei perché è giusto, è stata seguita dalla sanità. Voi sapete che abbiamo fatto i controlli Spisa e hanno dei numeri macro, sono stato fatto un bel controllo, poi ve lo dirà anche lei. E siccome ho altre attività, io mi fermerei qui. Mi scuso fra l'altro con i cittadini, diciamo, che non ci sentono, quindi con tutto quel mondo del linguaggio LIS ci stiamo organizzando. Da molti di loro sono, in particolar modo i sordomuti in generale, sono arrivate un sacco e a me spiace che nel dirlo, spero ci sia qualcuno che glielo traduca, di richieste di avere un interprete per il linguaggio LIS. Ci siamo attivati, avremo una signora, un signore che ci assisterà durante le conferenze stampa, perché neanch'io avrei mai immaginato di ricevere così tante richieste rispetto a questo. Quindi avremo anche modo di dare loro la traduzione, quindi quella del linguaggio LIS, e quindi avranno, giustamente, è un loro diritto di avere l'informazione. Domande? Sì, Presidente. Una alla volta, Tosato. Stamattina Borrelli ha detto in conferenza stampa che il numero dei contagiati reali è presumibilmente 10 volte superiore a quello dei contagiati intercettati. Allora, il Veneto è la regione che di gran lunga ha fatto più tamponi, quindi insomma il numero dei positivi veneti dovrebbe forse avvicinarsi un pochino di più al numero reale. Ma guarda, questo non te lo so dire. Io penso che noi abbiamo un modello che ci dice che arriveremo a un punto che forse avremo 2 milioni di veneti contagiati, il che ci lascerà nella storia, come si dice, questa nebulosa di sapere di aver avuto tanti cittadini che non saremmo riusciti a intercettare per ovvi motivi, che sono quelli epidemiologici, logistici, pratici, che saranno degli asintomatici positivi che poi si negativizzeranno, come accade. Vi ricordo che molti dei positivi non sviluppano patologie, cioè questo è bene ricordarlo, cioè un tampone positivo non vuole dire una condanna a morte, vuol dire che ti devi mettere in quarantena e cercare di non andare a contagiare qualcuno che potresti condannare a morte. Questa è la verità, perché la stragrande maggioranza dei positivi non sviluppa malattie, cioè il positivo asintomatico si negativizza in molti casi. Ma questo numero di 2 milioni che Sì. avete fatto un certo timore. È la verità dei numeri, nel senso che raggiunto un certo livello di contagio nella comunità, con picchi come quelli che prevede il nostro modello, che si potrebbero, uso condizionale,
perché ho sempre la speranza, è sempre l'ultimo a morire, si potrebbero raggiungere a volta del metà aprile, 15 aprile, e poi dovrebbero cominciare a sfiammare verso fine aprile, primi maggio. Ecco, raggiunti quei livelli è verosimile, il modello ci dice che ci sia metà, cioè un paio di milioni di persone che comunque direttamente o indirettamente siano state contagiate. Posso fare un'altra domanda sulle terapie intensive? Sì. Ci sono segnali di sofferenza in questo momento? No, Nelle no, l'unica sofferenza che abbiamo, siamo molto preoccupati, ci aggiungo il molto, siamo preoccupati del cluster del focolaio veronese. Verona purtroppo, lo dico oggi, per fortuna allora è stata una Cenerentola rispetto ai contagi, oggi paga lo sconto anche di aree con termini, è inevitabile, no? Che arrivi anche dal bresciano, ma non è colpa di Bresciano, è un fatto di contiguità, come è accaduto in giro per il Veneto rispetto ad altri territori, c'è una contiguità per cui Verona imbarca un centinaio di persone al giorno in ospedale e ormai siamo con un focus generale su Verona e abbiamo rinforzato la squadra, è presente sul pezzo anche il dottor Rosi per quanto riguarda l'emergenza e urgenza, stanno allestendo postazioni di terapia intensiva oltre ogni misura e a giorni, insomma, giorno dopo giorno avremo sempre letti in più. Speriamo di allestirli per nulla, però questa è la situazione di Verona. In generale non abbiamo sofferenza ad oggi sulle terapie intensive. Può accadere che fra 2 o 3 giorni potremo essere in overbooking, cioè questo virus avete visto come si muove, te ne può sparare, cioè, ti può dare un eccesso, 2 eccessi in un giorno e poi datene 13 il giorno successivo, come è accaduto forse oggi con i 13 che ho visto. Oggi abbiamo più 13 nelle terapie intensive e sono particolarmente veronesi. E con la Lombardia in una grande sofferenza in questo momento, alcuni posti letto sono destinati anche a chi arriva da altre regioni? No, guardate, noi abbiamo solo un enclave, abbiamo ospitato 2 pazienti non Covid ancora penso 10 giorni fa, quindi non coronavirus. Dopo abbiamo un enclave naturale che è quello di Peschiera dove alcuni cittadini lombardi si sono ospedalizzati lì, ma per un fatto umano, cioè non è uno da vicino Peschiera prende e se ne va a Brescia in ospedale, se ne va sull'ospedale più vicino, cioè. E quindi c'è anche quell'aspetto, ma noi no, in questo grado non siamo in grado di ospitare. Rinnovo la mia totale indisponibilità all'attracco di navi. Totale indisponibilità dal punto di vista clinico, si sappia che se arrivano navi con persone che hanno bisogno di cure, in Veneto, purtroppo, e voglio scandire bene questo purtroppo, perché noi curiamo tutti a prescindere dalla loro razza, dal colore di pelle, dal credo religioso, dalla loro provenienza, ma purtroppo in questo momento il Veneto, che è universalistico nelle cure, non è in grado di garantire cure a nessuno, che siano cittadini africani, americani, cinesi, di qualsiasi parte del mondo. In questa fase non ce la facciamo. È un disservizio che daremo a loro, nel senso che se qui arriva una nave con malati Covid, se si rischia che quella nave diventi una bomba di contagio dove noi non riusciamo assolutamente, non siamo in grado di occuparsene. Lo si sappia e ditelo chiaramente. E che non venga venduta come la volontà dei veneti di far sempre gli autonomi. È un fatto coerente di clinica e di pianificazione sanitaria. Oggi noi non abbiamo un letto da dare a qualcun altro, punto. Al Veneto sui vostri punti quotidiani preoccupati perché insomma al sud la situazione si potrebbe precipitare? Guardate, la sfida del sud è la nostra sfida. Io penso che se noi avessimo oggi l'uscita da questa tragedia, da questa emergenza e il Veneto finisse dicendo ultimo paziente, fine, tutte via le mascherine, non potremmo sicuramente avere il sorriso se sapessimo che ci fosse qualche altra comunità in giro per l'Italia ancora in emergenza. La loro sfida è la nostra sfida. Approfittino del fatto che noi abbiamo almeno 3 settimane di vantaggio su di loro o di svantaggio di esperienza, facciano tesoro, hanno la fortuna di far tesoro delle nostre esperienze rispetto alle necessità di respiratori, di
di modelli organizzativi e quant'altro, il tema tamponi, e facciano in modo di mettere subito come si può dire, a sistema queste indicazioni che hanno naturalmente in tutte le videoconferenze che facciamo. E creino più posti di terapia intensiva che possono, devono fare questo, più posti di terapia intensiva che possono. Posso chiedere, forse l'ho perso io, ma quanti soldi sono stati donati finora in totale? Ma guarda, io potrei dirti che a Spagna siamo già sopra gli 8 milioni di euro. Dopodiché, guarda, penso siano molti di più. Ormai andiamo verso la decina di milioni di euro e penso che la passeremo. Abbiamo bisogno, considerate che noi abbiamo oggi una cassa su questa partita che arriva a 50 milioni di euro. Cioè, noi abbiamo comprato quello che in 10 anni non si comprava. Spero che ci sia anche in questo paese, che poi non ci siano, come si può dire, gli strascichi, sempre delle polemiche, delle inchieste, perché guardate, cioè quando tu hai la tua gente che sta morendo, non ti poni il problema di fare il calcolo delle mascherine, se le trovi le compri. Adesso stanno arrivando 13 milioni e mezzo di mascherine, già dal 23 marzo arrivano le prime, abbiamo già questa settimana un arrivo, mi hanno annunciato, delle prime FP3 famose, che sono diventate ormai come si può dire, una sorta di bene rifugio. Se tu hai un FP3 può solo aumentare il prezzo e non diminuire, brutto da dire ma è così perché ci sono dei delinquenti sul mercato che le trattano così. Le prime 300.000 sta settimana, considerate che noi lavoravamo con un magazzino di 2.000, 3.000, 1.500 per tutto il Veneto, e poi l'acquisto si concretizza la prossima settimana con 2 milioni di FP3. Questo vuol dire terapie intensive, vuol dire malattie infettive, vuol dire semi-intensive, vuol dire il fronte proprio del coronavirus per mettere in sicurezza i nostri lavoratori. Ecco, a proposito di C'è una parola. scusa. Ieri lei ha detto, se volete che ci mettiamo qui a fare una fotografia con lo schettino facendo vedere appunto che facciamo, prendiamo la gente per strada. Oggi invece una testata nazionale titola proprio questo: cominciano i controlli a campione per strada e Veneti. Sì, no, cioè, nel progetto Crisanti, che è proprio specificatamente la parte scientifica del progetto, perché noi abbiamo quello con i nostri dipartimenti che dal primo giorno fanno i tamponi, ne abbiamo già fatti più di 65.000, lo facciamo come sanità del Veneto. Nel progetto del professor Crisanti è previsto anche un campione casuale per dare una lettura. Noi finché andiamo, lo capite da soli, finché andiamo a fare i tamponi ai contatti del positivo, il dato è sempre un dato non rappresentativo della popolazione. Invece se abbiamo campioni casuali per strada, è ovvio, capite che abbiamo uno spaccato di qual è la positività della comunità che è tutta dentro la roba. Prego. Scusa, ma mi arrivano delle foto dei colleghi di oggi che a Treviso è già in corso per strada, cioè fermano le macchine e fanno i campioni. Probabilmente sta facendo dei tamponi, è Benazzi che sta facendo, ma probabilmente quelle foto sono quelle che... No, le abbiamo fatte noi queste foto. Sì, no, ma ti dico, te lo sto dicendo, sono quelle foto, sono quelle delle attività che fanno a Treviso per evitare che la gente entri in ospedale quant'anno, le fanno direttamente in auto quando arrivano. Perfetto. E questo dà una dimostrazione che non abbiamo nulla da imparare da nessuno su questo fronte. Abbiamo molto da imparare su altri fronti, ma penso che sui tamponi poi diventeremo, come si può dire, gli esperti dei tamponi. Al di là del campione così casuale, il tampone viene fatto principalmente a chi ha avuto contatti Ai contatti. positivo e a chi svolge delle... Beh, ovviamente prima i lavoratori. Poi volevo chiedere anche questo, c'è necessità di rifarlo il tampone oltre un tot? Allora, il tampone è una foto, è un'istantanea, no? Dopodiché, dopo quell'istantanea, ognuno di noi si è un attimo mosso, no? E quindi il tampone non ti dà la garanzia di essere immune, però il tampone ci permette di avere una foto, pensate a livello ospedaliero, capire chi è positivo oppure chi non lo è, perché abbiamo capito che alcuni cluster focolai ospedalieri non si è capito, è come quando ti dico è nato prima l'uovo o la gallina. In alcuni focolai non capiamo se il cluster, il focolaio è partito dal paziente ricoverato, da qualcuno che l'ha portato fuori e quindi ha infettato il paziente ricoverato, e non lo sapremo mai. Però con una foto così riusciamo comunque ad avere un'istantanea di qual è lo stato di salute della sanità. Peraltro ci sono ormai tutti gli ospedali che hanno iniziato la campagna di verifica sui dipendenti, per me arrivano delle foto che fanno proprio delle sessioni per reparti, e quindi guardate, io ho visto ieri dei dati, ho visto che l'incidenza dei positivi
è bassissima per ora dei tamponi che si stanno facendo. Vi darò comunque il dato finale quando avremo finito di tamponare tutti, di testare, di screenare, si dice. No? Posso dare un po' di precedenza, poi rifacciamo l'ultimo giro Prego. ai colleghi dei giornali. Cominciamo con Laura Lanzan che dice: Presidente, quanti respiratori pensate di reperire dai veterinari? Ma noi abbiamo un censimento che abbiamo nel pubblico, se non ricordo male, una cinquantina ne abbiamo. Ecco, anche qui sui respiratori veterinari non vorrei che qualcuno si romanzasse sopra. Stiamo parlando di un'attività clinica normale, di macchine normali, è come se chiedessimo, come si può dire, a un ambulatorio veterinario che ci prestasse le provette assettiche che utilizza per i propri campioni. Adesso saranno a noi, punto. Poi quando sarà finita verranno restituite. E Nicolussi Moro, Corriere del Veneto: il commissario per l'emergenza Arcuri annuncia che da domani nelle regioni più colpite arriveranno 300 medici. Anche in Veneto li attendete? No, a me risulta che verranno mandati in Lombardia. C'è una task force che è stata costituita con un bando nazionale. Non so neanche peraltro se abbiano aderito alcuni medici veneti, ma immagino di no, oppure in maniera residuale. Sì? Che ha detto? Abbiamo fatto anche gli altri servizi. Quanti ce ne sono che hanno Non so aderito? il numero, non so il numero preciso. Oh, ci sarà qualcuno che ha aderito perché magari ha deciso di fare così, ma a me risulta che ci siano regioni tipo Lombardia dove ci sia assolutamente più bisogno. Seconda domanda: la Germania si è resa disponibile ad accogliere degenti italiani in terapia intensiva. È un'opzione che lei pensa C'è resa disponibile come? Dove? di Quando? prenderla? Era sui giornali, tra l'altro. Sassonia. Sei però. No, Sei. non ne so nulla. No. Ultima Nel domanda. senso che, scusate un attimo, Prego. il dottor Mantone ha avuto disponibilità? No. La Lanzari? No. Protezione civile? No. Non è arrivato nulla. Imprese venete. No, ragazzi, i giornali, io ho il massimo rispetto. No, ma forse l'equivoco nasce dal fatto che ci sono 6 cittadini italiani ricoverati in Sassonia. In Germania, ok. Vabbè, Questo l'ho letto anche qui se i tedeschi hanno bisogno della terapia intensiva, li ricoveriamo. Credo che fossero però provenienti dalla Lombardia. Sì, naturalmente. sì. Poi l'ultima domanda, Nicolussi Moro: ci sono imprese venete che hanno convertito la loro produzione in mascherine? Ma noi abbiamo notizie di molte imprese, tanto è vero che molti ci stanno chiamando adesso. L'assessore Bottacina ha un po' di pratiche in mano rispetto alle certificazioni, però noi non siamo in grado di seguire le pratiche aziendali, possiamo dire quali sono le caratteristiche delle 3 mascherine che ci sono certificate, punto. Abbiamo messo a disposizione il laboratorio di ARPAV e dell'Università di Padova. Abbiamo messo a disposizione il laboratorio di ARPAV dell'Università di Padova, mi ricorda l'assessore, per dare una mano, dopodiché è un fatto di impresa, noi non siamo nelle condizioni di disponibilità di tempo e anche di preparazione per seguire dei progetti imprenditoriali. So che molti hanno prodotto e ogni tanto ci arrivano delle proposte, però ripeto, molti sicuramente stanno convertendo, dopodiché io auspico che questa industria diventi strategica, non solo delle mascherine, di tutto, e qualcuno deve anche interrogarsi sul fatto che le mascherine è diseconomico produrle qui, e quindi bisogna fare quello che qualcuno si inorridisce quando lo si dice, fare l'aiuto di Stato e garantire che l'impresa resti aperta, resti sul mercato, tamponando il delta che magari ha nel costo di produzione con l'azienda cinese che è la più competitiva. Questo è quello che dobbiamo fare. Se no noi, oggi ragazzi, se vediamo un carro armato ci viene da sorridere, perché non facciamo lavoro al carro armato. C'erano mascherine, dispositivi e quant'altro. E queste mascherine, che peraltro io uso, le usano anche i miei assessori, vorrei ricordarlo, sono state donate da un'azienda, 2,5 milioni se non ricordo male. Le abbiamo distribuite, ve l'ha spiegato l'assessore Bottacini, non sono un dispositivo medico, però voglio ricordarvi che sono un dispositivo di protezione realizzato in virtù dell'articolo 16 del decreto, che dice che tutto quello che non entra nell'ospedale, che ha un modo di proteggere, inutile che mi fa, che vedo dei tutorial che dicono ma sta mascherina non aderisce bene, proprio il fatto che se fai il tutorial lo dovresti fare la mascherina, non un pezzo di carta per far vedere il tutorial a casa mia. Mascherina ha un'adesione, non sto qua a difenderla, ma dico che permette, guardate, prima ho
ho incontrato il professor Palù, che vi annuncio che fa parte della squadra, e quindi abbiamo chiuso anche con il professor Palù. Se subito e giustamente ci siamo incontrati una mascherina, lui se ne ha fatta fare una, si è fatto fare una in polipropilene e dice la faccio bollire la sera così ho sempre la stessa, ho 2 mascherine, immagino che cambia, e dice comunque cambi, fa, il virus non vola. E allora se il virus non vola, per me era scontato che non volasse, se il virus non vola, cos'è che vola? Gli sputi, no? E allora che cazzo mi fai la tutorial su una roba che è davanti alla bocca e al naso? Adesso non fatemi incazzare. Ecco, questa è la risposta che attendeva Pietro Belli, che diceva cosa risponde all'attacco del PD Veneto. Io non parlavo del PD Veneto. No, lui parlava. Pensavo fosse il Fatto Quotidiano che avesse fatto sta roba. No. La mascherina distribuita dalla regione non proteggono, la risposta l'ha già data. Ma la mascherina distribuita dalla regione, guardate, sta diventando stucchevole sta roba. Questa mascherina è realizzata in virtù di un articolo che prevede che si possano realizzare mascherine. Allora, se in un momento in cui abbiamo 216 morti, c'è qualcuno che vuole stare qui a disquisire sulla mascherina, fatelo, io non ho tempo da perdere. E ringrazio tutti quei cittadini che ci hanno scritto, posso farvi vedere le quintalate di messaggi, che ci hanno ringraziato perché è arrivato un volontario a premere il pulsante del campanello di credito, c'è una mascherina che vi viene data dalla protezione civile, mettetevi nei panni di chi non le trova. E poi vedete, una volta si diceva a cavallo donato non si guarda in bocca, evidentemente chi ha la pancia troppo piena può guardare in bocca al cavallo. Posso dire una cosa sul Un secondo, finisco i colleghi, scusami Massimo, se no poi non ce la facciamo più, poi lo facciamo un altro giro. Buoso Ansa Veneto, in Emilia Romagna la regione ha emanato una direttiva secondo cui i medici positivi al coronavirus ma asintomatici possono tornare a lavorare su base volontaria. Crede che si potrebbe fare anche in Veneto? Guardi, lo dobbiamo verificare perché la norma è chiara e dice che il ritorno, e c'è proprio una direttiva, ritorna al lavoro il medico asintomatico negativo, con 2 tamponi negativi. Seconda domanda, in Emilia Romagna la regione ha emanato una direttiva con tutta una serie poi una sorveglianza attiva anche sull'asintomatico negativo, perché rappresenta sempre un contatto di un positivo. La collega Giacomo Muzzo del giornale di Vicenza dice: la prima è il virologo Parù ha dichiarato al nostro giornale che i tamponi a tappeto non servono ma vanno riservati ai sanitari. Meglio, dice uno studio epidemiologico di sieroprevalenza, dice questo. È quello che state approntando con la regione? Ma guardate, a me sembra scontato che non si va alla cazzo, lasciatemelo dire, perché a questo punto mi bolle anche il sangue. Cioè, ma quante volte vogliamo che parliamo? Quante volte dobbiamo parlare di questo progetto? Che ormai parliamo tutti i giorni del fatto che si tamponeranno i dipendenti della sanità, le case di riposo, coloro che hanno rapporti con il pubblico, e poi si farà in maniera scientifica anche un campione casuale sulla popolazione. Punto. La prima roba che mi ha detto il professor Palù quando mi ha visto fa: siete stati bravi a fare per i tamponi, si vedono i risultati. Punto. Cioè io inviterei anche i giornalisti, perdonatemi, a fermarvi a un certo punto, perché è come se riuscissimo a fare la traduzione di un pezzo in latino, la versione di un pezzo in latino, a un certo punto la può fare chi conosce il latino e lo conosce bene, non è per tutti. Qui stiamo parlando di sanità ed ogni cosa che si scrive va soppesata per bene, perché può creare allarmismo, falsa informazione e quant'altro. Seconda domanda, il governo sta per varare un altro decreto sulle misure di chiusura, anche per mettere ordine rispetto alle ordinanze regionali. Resterà in vigore secondo lei la norma emanata da lei, cioè la chiusura dei supermercati da domenica? Scusate, ma chi è che fa questa domanda? La Giacomuzzo. Ma l'ho detto anche ieri, è stata una domanda che mi è stata fatta anche ieri. Presidente. Finiamo. Allora, ripeto che l'ordinanza della regione, quella firmata da me, dei supermercati dei 200 metri, scade il 3 aprile e se continua così con questi numeri verrà rinnovata ancora.
sulle mascherine fai da te di Dalmas Asca News Sì, ce ne sono tante attività. l'abbiamo già data. E l'ultima domanda di Dalmas è Doria, che non so chi sia, suggerisce le nazionalizzazioni, immagino delle imprese che lavorano sul biomedicale. È un'idea praticabile? Può essere una sfida, cioè, allora, se la nazionalizzazione è una venetizzazione di gente che si dà da fare, sì. Cioè, io farei il pubblico dove il pubblico rende. In alcune parti d'Italia il pubblico non rende e fa disastri. E il tema è che penso ponga questo signore è quello di dire che alcune imprese che sono diseconomiche potrebbero diventare imprese pubbliche. Le mascherine fatte in perdita per la comunità, secondo me non può non essere sbagliata. Però tra le due io sceglierei sempre l'opzione di sostenere la produzione di un privato che ha una visione molto differente da quella di un pubblico che deve lavorare in perdita. Ecco, più o meno un progetto per essere autosufficienti nel momento in cui un'emergenza simile dovesse malauguratamente o ripetersi o comunque avvicinarsi a questi livelli, cioè riuscire a fare in modo che si Noi stiamo lavorando per un progetto come questo, mi fermo qui. L'ultima domanda, ci sono numeri sui tamponi, Guerretta, ci sono numeri sui tamponi fatti, risultati positivi nelle case di riposo, ospiti, parenti, personale? Abbiamo dopo l'assessore Lanzarini gli darà aggiornamento, noi abbiamo un dato generale che è quello di oltre 65.000, 70.000 anche tamponi oggi. Continuiamo, considerate che stiamo facendo tamponi, ma mancano i tamponi e mancano anche i reagenti adesso, cioè siamo tornati ad accendere il fuoco con la pietra. Cioè, questa è la condizione del mondo, perché tu ti fai fenomeni, ma noi ci troviamo problemi da risolvere. Posso chiedere se l'aumento, se avete contezza, cioè se si può correlare l'aumento di queste ultime ore sui numeri dei positivi ad un aumento del tamponamento, oppure non è ancora, non si C'è uno stock di tamponi che avevamo fermi, che sono stati validati, ne avevamo qualche migliaio anche su Padova, perché comunque la capacità di elaborazione, cioè abbiamo fatto tanti tamponi fuori, ma poi devono arrivare in laboratorio ed avere una lettura, quindi adesso vi ha detto il professor Crisanti, stiamo comprando, a parte le 11 macchine che sono arrivate da ieri per le microbiologie del Veneto, ma stiamo comprando una macchina importante, non possiamo dire da dove viene perché se no ce la sequestrano, è una macchina che costa quasi 400.000 euro e questo dovrebbe avere una capacità produttiva di 7.000 tamponi al giorno. Questo capite che cambia un po' la vita a tutto il progetto. Io scusatemi, ho la fissa un pochino della sperimentazione, riprovo la domanda, mi commenta un pochino la decisione positiva ieri dell'AIFA? Sì, assolutamente una bella decisione di AIFA. Mi spiace che ci sia qualche scienziato che va a dire in giro, cioè vedo sto venticello che sembra quasi, no? Che sia una biscarata, perché c'è il video, poi Zaia dice che bisogna provarlo sto Avigan e allora pur che non rompa le palle Zaia diamo l'autorizzazione o hanno dato l'autorizzazione. Guardate, se ci sono evidenze scientifiche che non funziona, gli scienziati le mettono sopra il tavolo e la finiamo lì, no? Mi sembra logico. Noi che ragioniamo da gente normale ragioniamo così. Se non hai evidenze scientifiche che non funzionano e non ce l'hai neanche per dire che funziona, di mezzo c'è la sperimentazione. Allora, se c'è anche un pertugio e una minima possibilità di avere un minimo di speranza che un farmaco possa servire, senza illudere i cittadini, perché non è scritto da nessuna parte che funziona, si fa la sperimentazione e si vede, punto. Però se gli scienziati ti dicono, sì, l'hanno fatto perché questi che parlano dovrebbero dire, portarci evidenze scientifiche del fatto che non funziona e la chiudiamo lì. Anzi, noi investiamo meno risorse, meno soldi e vediamo una sperimentazione che facciamo volentieri, ne stiamo già facendo 6 in Veneto e vediamo che ci portino queste evidenze scientifiche. Ma non è una sfida, lo dico, fateci risparmiare soldi, a questo punto se sapete tutto su sto Avigan, no? Sono sperimentazioni in laboratorio o direttamente su... No, sperimentazioni serviranno un protocollo AIFA e si faranno sui pazienti. Presidente, ancora una cosa sulle terapie intensive. Poi vi lascio gli assessori. Sì, infatti abbiamo delle domande anche per l'assessore. Una cosa sulle terapie intensive e una cosa sul professor Palini. Sì. E ci dicevi che a fronte dei 200 respiratori richiesti al Ministero, ad oggi ne sono arrivati una cinquantina.
Sì, 46 mi sembra. Questo purtroppo fa scendere il numero dei posti letto attivi a siamo insomma. Noi abbiamo 825 postazioni pronte, non tutte ancora con il respiratore, vabbè adesso arriva sto camion di 50, però noi abbiamo bisogno dei 200 respiratori. Perché vogliamo farne di più. Perché effettivamente, anche se sembra che la curva ci sia un lieve decremento, il numero dei ricoveri in terapia intensiva è alto. Ma guardate, io vi ho sempre detto che questa non è una passeggiata. Non ho mai usato toni trionfalistici, vi ho sempre detto evitate confronti con altre regioni, vi dico che la partita è seria e quando hai la bellezza di 216 morti penso che ci sia da fare qualche ragionamento. Queste sono tutte persone che sarebbero morte in altri tempi, in altri contesti e per altre patologie. Cioè mi sembra che con le rianimazioni c'è ancora un margine, però il margine è... Il margine giorno dopo giorno si restringe. Se mi arrivano i respiratori che abbiamo promesso, lo ampio ancora di più. Stiamo anche testando una modalità di usare un respiratore per 2 pazienti, perché c'è un device che stiamo testando, però ragazzi siamo in emergenza, siamo in guerra e bisogna combatterla fino alla fine. I bilanci facciamoli alla fine. E il professor Palù che compiti? Lui è uno dei più grandi virologi presenti al mondo e quindi si occuperà di questa bestia rara e cercherà di entrarci nell'intimità, di capire che comportamenti ha e di darci indicazioni preziose nel durante e nel post. Quindi sequenziando il virus, isolando il virus e cercando di capire come questo virus, che è un essere vivente, che ragiona, che cerca di sopravvivere, colonizzando il corpo umano, in questo caso, ha sicuramente dei comportamenti che dobbiamo conoscere per utilizzarli per bloccarlo. Il professor Palù vi ricordo che ha dei brevetti per dei vaccini, insomma è un virologo, è già al lavoro. Lui peraltro è professore emerito, quindi ne ho parlato anche col correttore, e in più lavorerà anche ovviamente sostenuto dalla Regione. Grazie, vi lascio l'assessore Lanzaria, se l'assessore Bottesino può darvi un aggiornamento sulle mascherine. Ieri abbiamo dato l'aggiornamento? Sì, ogni giorno. Date. Grazie governatore. Grazie. Prego. Allora, diamo qualche numero rispetto ai controlli Spisal. Dal 16 di marzo al 20 di marzo sono state controllate 1085 aziende per un totale di 108.256 lavoratori, quindi capite insomma che sono state controllate un bel po' di aziende in ogni azienda sanitaria, quindi le 9 aziende sanitarie della nostra regione tramite Spisal. Cosa abbiamo verificato? Abbiamo verificato che ci fossero il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro, che fossero presenti detergenti igienizzanti per lavaggio delle mani, la presenza dei prodotti disinfettanti per la pulizia delle superfici, la cartellonistica varia. E quindi anche tutto quanto riguarda il regolamento per quanto riguarda le mense, i servizi igienici, spogliatoi, insomma che fosse garantita anche qui insomma pulizia e igienizzazione. Vi ricordo che gli Spisal fanno parte dei dipartimenti di prevenzione e oggi i nostri 9 dipartimenti di prevenzione presenti uno in ogni singola USL sono impegnati in Spisal per questi controlli, che quindi si affiancano proprio per controllare che i lavoratori siano in situazioni di sicurezza, e poi invece per tutto il grande lavoro che stiamo facendo rispetto appunto all'intercettazione dei positivi, l'assistenza ai positivi o comunque l'assistenza alle persone che sono a casa in isolamento perché i contatti di positivi, con le 2 chiamate al giorno, con le verifiche quotidiane e contagi. E che cosa è emerso da questi controlli? No, è emerso che la situazione è una buona situazione, quindi le ditte hanno capito e hanno subito provveduto a
distanziare le persone ai posti di lavoro, hanno provveduto anche a recuperare i prodotti per l'igienizzazione, per la pulizia delle mani e quant'altro. Quindi insomma noi abbiamo comunque un riscontro positivo da questi controlli. Non è stata chiusa nessuna azienda in virtù dell'inottemperanza delle... No, non mi risulta che sia stata chiusa nessuna azienda. Quanti sono i ricoverati in terapia intensiva senza altre patologie in Veneto? E aspetta. Senza altre patologie in che senso? Che non solamente... Non Covid. No Covid vuol dire? Allora, il no Covid oggi sono 158. Quindi ci sono 158 ricoverati per altre patologie e 304 per le terapie intensive. In terapia intensiva Covid. Quindi degli 814 posti in terapia intensiva ad Occupati oggi... sono 304 più 158. Ah, quindi... 4-5. Noi con i respiratori che arrivano domani, 50, oggi che sono in viaggio oggi 50 respiratori, arriviamo ad attivare 680 o 650, adesso non ho la sicurezza, abbiamo detto stamattina in videoconferenza, posti. 680 mi sembra che siano. 680, sì. Con i 50 che stanno arrivando oggi. Poi ci sono i 50 che diceva il Presidente rispetto appunto agli studi veterinari, quindi ce ne sono 50 in più poi con queste strumentazioni. Poi 200. E poi quelli che devono arrivare dalla protezione civile e gli altri che devono arrivare rispetto ad altri ordinativi che abbiamo fatto con l'azienda zero, per arrivare agli 8 e 25 che erano quelli del piano. Una domanda che riguarda il fatto che ci avevi detto ancora un paio di settimane fa che la sanità avrebbe informato i sindaci circa la presenza di cittadini positivi per ovvie ragioni, insomma, no? C'è stata segnalata la circolazione sui social di una mappa dei numeri dei positivi comuni per comuni che sarebbe diversa dalla mappa ufficiale della regione, pur avendo lo stesso logo. No, allora c'era una mappa che circolava, ma era la mappa che circolava le prime settimane quando la protezione civile inviava direttamente la protezione civile a tutti i comuni questa mappa che però indicava il comune e i casi positivi, quindi senza riferimento alle persone. Da una settimana e mezza, adesso non lo so invece, sono i direttori generali di spesa, sono ognuno in base alla propria organizzazione interna, che danno ai sindaci direttamente il numero ma anche i nominativi delle persone positive, perché li possono contattare se servono appunto dei servizi di un certo tipo, ma anche perché, ricordiamolo, hanno anche in quanto appunto detentori della sicurezza e salute pubblica devono ottemperare delle alienazioni. Quindi sono i DG o comunque gli SPISA che li comunicano. C'è stato ieri una difficoltà perché il sistema è andato un po', ieri, il giorno prima è andato un po' in tilt e effettivamente io ho avuto delle segnalazioni che non sono arrivati i nominativi, ma erano solo dovuti a questo problema che c'è stato col sistema informatico. Cioè non circolano delle contraffazioni, degli elementi. Questo qua non lo so, non lo possiamo sapere, cioè i social sono pubblici e ci può essere di tutto, il contrario di tutto. Noi abbiamo comunque detto ai sindaci, ci sembra giusto insomma, che sono dati sensibili e quindi vige il discorso della privacy. Poi i sindaci sono i responsabili dei dati e dei nominativi che noi diamo, questo sia chiaro. Possiamo chiudere? Grazie. Grazie.